Il professor Valerio Massimo Manfredi, archeologo, scrittore e divulgatore, ci accompagnerà per mano proprio nel mondo di Omero e dell'epica greca. Buona lezione. La guerra di Troia è stata realmente combattuta? È un interrogativo a cui ancora dopo 20 secoli non si è trovata una risposta. Abbiamo delle fonti? No. Abbiamo dei poemi e, come sapete, l'epica è un po' come quello che noi chiamiamo il cinema e quindi è un modo di narrare che non tende a dire la verità, ma semplicemente a comunicare delle emozioni. Abbiamo due enormi poemi, l'Iliade e l'Odissea, scritti o creati da Omero, ma non sappiamo in che misura lui avesse delle notizie, avesse dei dati, ma la cosa sicura è che si tratta di due giganteschi capolavori che sono i pilastri della letteratura occidentale. L'Iliade è ambientata sotto le mura di Troia e racconta l'ira di Achille. L'altra invece è l'Odissea e racconta le avventure, le grandissime avventure di uno degli eroi che partecipa alla guerra di Troia, e cioè Odisseo o Ulisse, come lo chiamiamo noi. Si è tentato in ogni modo di dare dei contenuti storici a queste storie. Noi sappiamo che negli anni 20 due studiosi americani, Milman Perry e Albert Bates Lord, andarono per tutti i Balcani pensando che forse ancora c'erano dei poemi orali che erano narrati da dei cantastorie, e perché la loro ipotesi era che Omero fosse effettivamente anche lui un cantastorie. Effettivamente riuscirono a capire che questa era l'origine dei poemi come quelli di Omero, e di questi autori, di questi cantori che erano vagabondi, andavano di città in città, di palazzo in palazzo, di villaggio in villaggio a raccontare queste storie. E questo tipo di narrazione ebbe un successo enorme, e tutto questo non può essere stato per caso. Deve essere stato perché è successo qualche cosa. Ma perché è scoppiata questa guerra? Probabilmente non c'è un perché. Omero dice che la regina di Sparta, la più bella donna del mondo, Elena, era stata rapita da un principe troiano, Paride, figlio del re Priamo. Questo aveva scatenato la guerra. Naturalmente non ci crede nessuno e non ci ha creduto nessuno, ma la storia è bellissima. Elena è stata veramente rapita o è stata d'accordo col suo rapitore? Bello, giovane e affascinante. Come si è svolta questa guerra, se effettivamente è esistita, se effettivamente
è stata combattuta. Si è svolta in un ambito che noi oggi diremmo da guerra mondiale. Perché? Perché da un lato abbiamo tutti gli occidentali, cioè i re dell'Occidente, della Grecia, del Peloponneso, delle isole, della Messenia, dove c'erano tanti re, dei baroni micenei. Probabilmente non è stato il ratto di Elena a provocare questa guerra, ma effettivamente c'è stato uno scontro tra i potentati dell'Occidente, cioè gli Achei, e quelli dell'Oriente. Dai poemi del ciclo troiano abbiamo in qualche modo delle notizie e da queste storie, da queste narrazioni, noi ci rendiamo conto che dall'altra parte dell'Egeo c'era un'altra coalizione, così come c'era stata e come c'era in Occidente e in Grecia. Il re Priamo aveva degli alleati. Infatti abbiamo dei poemi che prendono spunto da queste partecipazioni. Le Amazzoni, per esempio. Le Amazzoni erano delle guerriere, delle donne guerriere che vennero in soccorso del re Priamo. Vivevano in Anatolia, quindi Oriente, e le guidava la loro regina, Pentesilea. In tanti cicli pittorici, ma anche scultorei, abbiamo scene di questi combattimenti in cui sono protagoniste le Amazzoni. Ma c'era un altro poema ancora che si chiamava Etiopide. Perché? Perché erano gli etiopi i protagonisti di quest'altra avventura. Ma chi erano gli etiopi? Erano i neri, perché etiope significa faccia bruciata. E pertanto l'Etiope è l'avventura di guerrieri neri che sono guidati da un re, da un eroe nero, che sono arrivati dall'Africa per soccorrere il re Priamo. Nel sesto libro dell'Odissea abbiamo un esempio di questa commistione di popoli che vengono in soccorso a Priamo. Il figlio di Ulisse viene avvicinato da un misterioso personaggio nella reggia di Ulisse che ancora manca dalla sua patria, Itaca. E gli dice: ma tu cosa stai a fare qui con questi arroganti giovani che ti divorano i beni e mancano di rispetto a te e alla regina tua madre? Vai via, vai a cercare notizie di tuo padre. E quindi Telemaco parte e va a Pilo in Messenia, dove regna il re Nestore, e gli va a chiedere se ha notizie di suo padre. E a quel punto il re Nestore gli dice: no, quando partimmo io vidi che lui lasciò la nostra flotta e tornò indietro con il mare contrario e il vento contrario. Da allora non ho mai saputo niente, ma so che il re Menelao è tornato da poco, da 2 o 3 anni. Vai da lui, vai a chiedere a lui se ha notizie di tuo padre.
ti do io un carro con dei cavalli e mio figlio come Auriga che ti porterà a Sparta. E così fu. Menelao lo accoglie come un figlio. Gli dice: io amavo molto tuo padre. Pensa, io volevo regalargli delle città sulla riva del mare e perché lui vi si trasferisse e da vecchi potessimo trovarci e parlare del tempo andato e delle nostre avventure. Purtroppo il destino non ha voluto. Io non so nulla, non so dov'è. Ma Elena dice: io l'ho visto una volta, travestito da guerriero troiano, col volto coperto di sangue. Elena, che l'aveva riconosciuto, riuscì anche a dire che cos'era quel cavallo gigantesco che era stato trascinato entro le mura di Troia. Era una macchina da guerra. È stato un evento enorme perché ha sollevato delle memorie straordinarie e delle meravigliose narrazioni. Come è avvenuto questo? È avvenuto come eco di questa guerra. Cioè, la guerra deve per forza essere esistita, essere stata combattuta, perché non si spiegherebbe altrimenti perché siano nati almeno una dozzina di grandi poemi per più di 100.000 versi. Valerio Massimo Manfredi ci ha appena portato in uno dei grandi momenti aurorali della storia del mondo, uno di quei momenti in cui l'uomo ha iniziato a parlare una lingua che lo ha determinato. Anche la prossima lezione